Primi segnali di normalità per la regione Veneto, che torna finalmente ad incontrare i turisti italiani e stranieri. In attesa che i voli extracontinentali riprendano a pieno ritmo, nelle prime settimane estive non mancano i turisti di prossimità, da sempre affezionati a tutto il patrimonio regionale. Noi siamo fiduciosi, giugno è stato un giugno un po' particolare, nel senso che ovviamente abbiamo visto molta frequenza al mare, in montagna, al lago, un po' ovunque, al venerdì, sabato, domenica, quindi nel weekend, difficoltà invece di permanenza lunga durante la settimana. Questo però non sta accadendo per luglio e agosto, dove le prenotazioni fioccano al mare, in montagna, al lago, si sta riprendendo anche il termale. Un po' più in difficoltà sono le città d'arte. Il periodo estivo non è mai stata la forza delle città d'arte, in più la mancanza ancora delle grandi connessioni dei voli internazionali mette in difficoltà soprattutto città come Venezia, che è la regina, diciamo, delle città d'arte. Ecco, qui la ripartenza è più lunga, più difficile, molto probabilmente la rivedremo con i flussi che eravamo abituati a vedere dall'autunno in poi.